Al via presso l'Istituto Comprensivo Statale Anna Frank di Agrigento, diretto da Alfio Russo, la sperimentazione di classe secondaria di primo grado a indirizzo sportivo. Alfio Russo, nella sua qualità, ha sottoscritto un accordo di rete nazionale cui fanno parte altre 14 scuole dislocate in tutta Italia, la cui finalità è quella di cooperare e sviluppare un modello scuola a indirizzo sportivo ed interesserà in particolare l'utenza di Fontanelle. L'Istituto Comprensivo Anna Frank avvierà anche un progetto dal titolo Scuola attiva alla cultura, cofinanziato dal Ministero dei Beni Culturali, avviando anche dei corsi Erasmus con altre scuole europee. Cominciamo domani questo nuovo anno scolastico con questa sperimentazione didattica. Chiamiamo impropriamente l'indirizzo sportivo perché praticamente abbiamo voluto aderire a un progetto nazionale che comprende 15 scuole sul territorio nazionale, una rete di scuole che stanno lavorando per orientare il curriculum della scuola secondaria di primo grado appunto verso un orientamento sportivo. E quindi noi partiamo con una classe prima che seguirà un curriculum orientato allo sport con l'aiuto e l'intervento delle federazioni sportive, delle associazioni sportive del territorio che si presteranno a garantire 3 ore aggiuntive di attività sportiva a questi ragazzi nel pomeriggio. Cercheremo di far sì che i ragazzi possano sperimentare 2 attività sportive per ogni bimestre, per cui nell'arco dell'anno scolastico avranno la possibilità di essere a contatto con ben 8 attività sportive. Poi ciascuno, se ritiene di proseguire anche sul piano personale, potrà seguire poi anche le società sportive privatamente per migliorare le proprie prestazioni sportive. Riteniamo che lo sport sia una delle scelte educativamente più necessarie oggi come oggi e quindi ritornare anche a quelle che sono le migliori tradizioni dal punto di vista della crescita motoria e sportiva riteniamo che sia una scelta educativamente vincente. Abbiamo avuto finanziato dal MIBAC, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un progetto nell'ambito del piano Cultura Futuro Urbano intitolato Scuola Attiva alla Cultura, che è destinato al quartiere di Fontanelle, sia agli alunni delle scuole ma sia agli abitanti del quartiere, in collaborazione anche qui con diversi partner, con il comitato di quartiere, associazioni culturali ma anche con partner commerciali del territorio. Abbiamo la possibilità di utilizzare un fondo di 80.000 euro, di cui 64.000 euro a finanziamento ministeriale e 16.000 euro a finanziamento locale tra scuola e partner commerciali, per realizzare delle attività per la riqualificazione urbana del quartiere di Fontanelle. Quindi la scuola sarà il presidio culturale di riferimento per corsi di formazione, per attività di riqualificazione esterna come per esempio la street art con gli artisti di strada, con attività di approfondimento per quanto riguarda le competenze digitali, le competenze in lingua straniera, con l'orto diciamo, nella scuola e quindi con attività di educazione ambientale e anche con attività di riciclo dei materiali. Tutto questo per consentire sia ai bambini ma anche ai genitori e perché no ai nonni di rendersi protagonisti di attività formative che tendano a migliorare la qualità della vita in un quartiere come quello di Fontanelle. Altre novità, ultime novità brevemente in vista anche dell'inizio dell'anno scolastico. Ma quest'anno abbiamo avuto anche finanziato un progetto di tipo internazionale nell'ambito del programma Erasmus+, che prevede un partenariato con altre 4 scuole europee. Saremo partner con un gruppo di scuole che sono capitanate da una scuola austriaca che è la scuola capofila e poi avremo una scuola slovena, una scuola bulgara e una scuola irlandese. Il progetto durerà 2 anni e coinvolge gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, ovviamente i docenti, per attività di sensibilizzazione a livello internazionale.